Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una pillola. Questa pillola parla di come aumentare l'olfatto. Sì, l'olfatto, perché mi sono reso conto che alcuni nostri committenti o persone che seguono il Hildegard Marietto Veneziano hanno le narici del naso toppate. E voi mi direte, ma allora dovrebbero andare da uno specialista del naso? No, l'olfatto a sentire i pezzi di cioccolato. Lo ripeto perché forse voi non avete sentito bene, oltre che essere col naso toppato, l'olfatto per riconoscere da lontano i pezzi di cioccolato. E mi sono reso conto che soprattutto il lato femminile ha una carenza a sentire certi profumini, perché ci sono certe persone, soprattutto uomini, e lo ripeto, soprattutto uomini narcisisti, che non dico che sono dei pezzi di cioccolato, però ci vuole un olfatto semplice per riuscire a capire quando prendono in giro le persone. Quindi partiamo subito con questo circuito. Questo circuito è un circuito che il Decano Benedetto Veneziano hanno messo a disposizione in modo gratuito per aumentare l'olfatto, per dare il discernimento alle persone. Perché? Perché questa rotellina che gira intorno sono i 72 nomi divini cabalistiche o i 72 nomi delle intelligenze mercuriali che danno la conoscenza. Quindi, quando voi sentite che avete l'olfatto un pochettino debole, quando vi dicono, la vostra mamma vi ha detto guarda che quel tipo lì non era adatto per te, e voi la seconda, la terza, la quarta volta trovate un mendicante narcisista, allora dovete andare o da uno che vi mette a posto il naso o scaricare questo circuito e chiedere alle forze dell'intelligenza mercuriale che vi aiuti a mettere a posto il naso, perché certe persone, e lo ripeto, certe persone odorano di cioccolato lontano 1400 chilometri. Lo ripeto perché magari non sono stato chiaro. Certe persone odorano di cioccolato 1400 km, anche 1450, e non ci vuole un scienziato per capirlo. Eppure ci sono alcune persone che purtroppo hanno il naso toppo. E alla fine salta sempre fuori che il Marietto l'aveva detto. Quindi, come si fa a utilizzare questo circuito? Si mette il proprio testimone e si fa la domandina, caro nasino, cerca di sentire bene i profumini di alcune persone, perché alcune persone sono di cioccolato, aiutami tu. E non la dovete spedire a Babbo Natale o alla Coca-Cola, lo dovete lasciare dentro questo circuito che è un decagono e quindi praticamente valorizza la vostra richiesta. Non c'è bisogno di paroline magiche per trovare il parcheggio, c'è solo bisogno il fatto che lo lasciate lì e sperando che le intelligenze di Mercurio vi liberano il vostro nasino. Fatto questo, dopo un mese e mezzo che avete le narici del naso libere e non più toppe, cosa fate? Prendete il circuito per mandare la Losanghi dei fratelli Servan e cosa fate? Mettete il vostro intento qua sopra e lasciate maturare, lasciate decantare, lasciate lavorare questo messaggio. Se vedete che avete un amico e volete aiutarlo perché vedete che avete il naso toppio e non riesce a sentire il profumo di cioccolata di alcune persone che sono narcisiste, sfruttatrici e tutto quello che volete, mettete il nome di questa persona e scrivete care intelligenze, liberate il nasino del mio amico Pinco Pallo, e poi prendete questo dopo un mese e gli mandate queste energie benevole, perché mi sono reso conto che molte donne, soprattutto magari con dei figli, che sono delle brave persone, sono persone per bene, no? Non hanno le vie aeree del naso, no, libere, non riescono a sentire il profumo di cioccolata delle persone che incontrano e alcune volte purtroppo prendono delle accantonate. Bene cari amici, mi raccomando, stiamo sempre sul pezzo e scaricate questo nel sito del capitano, che questo circuito l'ha fatto il Decano Benedetto Veneziano. Grazie e alla prossima.